is it? B. Ah. B. Ciao. Tutto. Vai. Cosa ne è capito? Voglio. Pourquoi tu le faisais plus ou... Si c'est hypothétique, c'est un futur. C'est sûr. 113. Demain, je 113. Et c'est les beaucoup. Le conditionnel, c'est il carnevale più blasonato, il più famoso, il più interessante, il più romantico e da quest'anno decisamente anche il più vanitoso è cominciato. È cominciato ieri sera proprio qui nel Rio di Cannareggia con uno spettacolo straordinario messo in scena dalla compagnia Corona Events. Uno spettacolo ovviamente sull'acqua. Spero che molti di voi abbiano avuto la possibilità di vederlo. C'erano veramente le rive non affollate, di più, addirittura c'era gente ferma bloccata in campo San Geremia, veramente un grande successo per questo inizio di Carnevale di Venezia 2017. E perché proprio la vanità, ovvero creatum la vanità, è il tema del Carnevale di Venezia 2017. Allora, abbiamo detto, so quelli dall'altra parte che le vedo, se non si portate la sedia a casa. Oh, come si usava una volta. Però là chiedevano i soldi per le polpette. Unitalsi, che è un'associazione che si occupa del sostegno, dell'aiuto alle persone diversamente abili, ha portato qui sul Rio di Cannareggia ben 60 amici veneziani. Occhio le corna. Olè, un applauso.
le imbarcazioni che sta facendo la spola nel nostro canale, le imbarcazioni che fanno la spola per fornire i nostri banchi, imbarcazioni della ditta Prussa che ancora una volta ha messo a disposizione i suoi uomini e le sue imbarcazioni per permettere che questa festa si realizzasse, per far sì che il riforma gli indipendentisti probabilmente. Allora, detto bene che sono degli indipendentisti, c'è l'assessore, c'è la nostra assessore al turismo, Bordo, nonché la Presidente del Consiglio Comunale che sono lì, che stanno vogando. Forza ragazzi, diamoci da fare, forza! Mamma mia, ho capito perché non avete partecipato al corteo. Adesso che vi vedo vogare capisco molte cose. Da dove siete partite? Voi dite la verità, siete salite in barca lì, sotto il ponte. Oh, ce l'hanno fatta, non so come vedete vogare capito come abbiamo fatto, però ce l'hanno fatta, bravissimi, ce l'hanno fatta. Questa meravigliosa battaglia che proprio questa imbarcazione, possiamo chiedere, abbiamo qui con noi, abbiamo qui il Presidente di Vela, che è la delle organizzazioni macchina di cui si esponeva tutto il carnevale. Abbiamo con noi qui il dottor Rotasala, questa dare in modo, fare in modo che sia il residente che chi viene a trovarci abbia la possibilità di fare esperienze. Il turismo non è solo ed ecco la nostra Pantegana che avanza. Avevamo negli anni passati era stato realizzato anche una sorta di spolo di questa nostra Pantegana. È un simbolo amato ed odiato, diciamolo pure questa Pantegana in qualche maniera. Ed eccolo, alzaremi per le nostre caroline carnevalizie. Ed ecco, e la novità è quella del gallo, dico bene, dico giusto, è nuova questa del gallo, grazie al mistero buffo che le ha preparate. E poi abbiamo una imbarcazione di elicotteri e poi costumi da pirata e da esercito. E attenzione, non camminate troppo veloci se non volete essere multati. Non correte troppo veloci con le vostre imbarcazioni, rischiate una bella fotografia. Rischiate di farci una bella fotografia con il nostro autovelox da Laguna. Abbiamo un ingorgo, scusate, state facendo un ingorgo voi lì davanti, circolare, fate passare la Pantegana, avanti la Pantegana, dietro i vigili, avanti le caroline, andiamo con le caroline, presto, fate scendere il sindaco, portate, c'è un'invasione, e che significa il Village People, in tutti i Village People del poliziotto, l'indiano, l'operaio, mi fate agli MCA per favore, me la fate oh beh, è l'occasione buona per poterlo fare. E voi tutti d'azzurro vestito, ma col ricordo di tradizione, la presentazione, poi abbiamo veramente tantissime, stileranno tutto il corteo, coloratissime, veramente un corteo multicolore, che solo uno spettacolo che solo una città come Venezia ci può offrire, ci può regalare, quindi un grazie a tutte le associazioni venete veramente di cuore per giocare insieme
insieme a noi, per essere qui presenti, per soprattutto accecciare lo spirito del carnevale, l'idea del gioco, del divertimento. Ragazzi, per dire una ragazza popolare. E che ma tu hai votato o no? Però com'è quello l'assessore Mare è completamente sfidata, fragile, ha fatto una fatica e invece tu perfettamente non la vanità, la vanità. Bene, diciamo e invece tu no, tu come mai hai resistito? No, io non sono Ecco la voce di Francesca, giusto, fanno pressioni popolari. Le facciamo fare anche i village people non sono male, devo dire, simpaticissimi. L'imbarcazione con i vigili vince il premio in assoluto, soprattutto con l'autovelox gigante che sono lì dall'altra parte. E poi ovviamente non può mancare la tradizione con i cavalli d'Arlecchino, i tre corni e le paute. E penso che ci sono loro super eleganti davanti e poi dietro abbiamo i mignon, il nostro cavalluccio marino e poi abbiamo del sushi che arriva, abbiamo un piatto di sushi giapponese e ci fanno alzaremi, eccoli lì. Mentre intravvedo ovviamente il sindaco di Venezia, Brugnaro, nonché l'assessore delegato alle imbarcazioni, ce l'ho qui, alle tradizioni, giusto? E alla voga. Dove andremo a vedere i palloncini andare e lo sarà segnato se sarà un buon anno o un cattivo anno per Venezia, ma nessuno, bravissimo, il sindaco dice, decidono gli altri alla parte dove che porta bene. E certo, è il bello del carnevale è esattamente questo, Giovanni, possiamo decidere noi, prendiamo a prestito la tradizione delle scintille dei falò veneziani della Befana e la traduciamo nei nostri colorati palloncini che tra poco esploderanno dalla nostra bellissima Pantegana. Vi invito ancora a fare un applauso però ad ammirare questa peata straordinaria. 5, 4, 3, 2, 1. Ed eccoli che volano coloratissimi! Va verso il mare! Sarà il grande Venezia! Sarà un anno di piaceri, sicuramente dolcezze! Sul palco più prestigioso che tutto il mondo ci invidia che è quello di Piazza San Marco, per cui vi rivolgo veramente un accorato invito a tutti voi che sono partecipati sulla rete. Allora, noi che ne attendiamo che ci raggiungano. Ma io non posso parlare perché la rete è venuta.
bella crociera a bordo della nostra strepitosa Beata assieme al consigliere delegato Augusto e dargli il benvenuto qui perché prenda possesso del suo carnevale. Ma io non posso che essere molto orgoglioso di come questo carnevale è partito. Ieri abbiamo vissuto una serata indimenticabile grazie alla nostra città e grazie anche allo spettacolo bellissimo che è stato realizzato. Credo che questo carnevale 2017 segni forse in modo inevitabile che l'allungamento del weekend ormai è stato capito e percepito da tutti. Quindi è bellissimo questo spettacolo, è bello della diretta, come si dice. Sindaco, dove sta andando? Mi scapperà via adesso. Io vengo da lei e lei se ne va. Aspetta. Ah, perfetto, tutto sempre così. Ti ricordi vagamente? Ti ricordi? Vagamente. Questa festa avesse inizio. Allora, eccoci, ci siamo, scusami. Ci siamo. Permesso. Abbiamo un cosacco vanitosissimo qua davanti. Questo cosacco mi sembra di conoscere, ha una faccia conosciuta. Ci siamo, ci siete tutti. Allora, mentre stanno confabulando, giustamente sono arrivati qui il nostro delegato alle tradizioni Giovanni Giusto, è arrivato qui il nostro sindaco Brugnaro. Buon divertimento e buon carnevale, grazie ai commercianti, grazie a Giovanni Giusto, a tutti i miei lavoratori, le lamiere, tutti quelli che sono venuti, ma soprattutto grazie alle famiglie e ai bambini. Viva! Viva il carnevale! Grazie a tutti! E allora iniziamo il nostro sindaco Luigi Brugnaro, professor accurato, appello a tutti quanti, ma il carnevale è sicuramente un'occasione di lavoro e di ricchezza per tutti, oltre ovviamente al divertimento. Bene, allora non sono scritto le Manuele Pasqualini, c'è tutta una programmazione anche culturale del carnevale nei teatri, nei posti teatrali e interni. La Maria dell'anno del carnevale dell'anno scorso, come voi sapete è azzurri, questi colori assolutamente antinebbia. Auguro ancora una volta a tutti buon appetito, buon carnevale 2017 e che la vanità vi accompagni. Perché questa ancora non l'avevo vista. Il tango sull'acqua, signori, questa veramente un applauso lo merita tutto. Un grandissimo applauso per questa esibizione di tango sull'imbarcazione straordinaria. Più forte questo applauso, se lo meritano. Non è per niente facile restare in equilibrio sulla nostra imbarcazione e avere quella grazia, quella leggerezza. Energie di cuori, ciao energie di cuori! Oh, vedevo bambini, non potevano visitare anche loro. C'è anche Masha e Orso, carini, ciao! I think they go give it. Siamo per crearmi noi. Di un pesce
legal seria porque era tradicional, mas, amor, muito trabalho. Não, mas eu tô afirmando. Tudo que italiano, italiano.